Vice Sindaco, la sensazione è che Palma di Montecarlo diventi sempre più polo d'attrazione della cultura a livello provinciale. Allora, per noi oggi è un grande orgoglio. Il Palazzo Ducale diventa lo scrigno oggi di arte e cultura perché appunto farà da scrigno a grandi opere di un artista, di un grande artista, Gianmarco Puntelli, che attraverso opere che ha selezionato stasera ci farà una bella presentazione emozionandoci. Questa mostra è intitolata Artisti sulle tracce del Gattopardo, è stata curata dal professore Onolfo e dall'assessore alla cultura Miriam Barba e siamo molto orgogliosi oggi veramente di questa inaugurazione a cui teniamo tanto. Assessore, si tratta del primo di una lunga serie di eventi perché la cultura, come si suol dire in gergo, paga alla fine sempre. Si tratta di un lungo evento, diciamo che questo evento inizia oggi con l'apertura e finirà il giorno 20 luglio. Per quanto riguarda gli artisti, abbiamo 6 artisti oggi con cui c'è pure il maestro Puntelli. Questi artisti spiegheranno le loro emozioni in ogni quadro che hanno messo sopra come mostra. Di conseguenza io ringrazio Roberto Onolfo per la partecipazione per questo evento organizzato. Roberto Onolfo già da quando era assessore ha sempre avuto questa ambizione, no? Di trasformare sempre più Palma di Montecarlo in una città culturale, visti il passato soprattutto di questa città. Allora, per me è sempre una sfida perché organizzare una mostra come questa è molto difficile, anzi ringrazio l'assessore e tutti perché veramente il professor Gianmarco Puntelli, noi ci sentiamo per fare una mostra questa c'è un anno dietro, un anno di preparazione, di sistemare il libro, cioè è un aspetto importante. E poi qual è? Il professore mi ha preso in parola, io gli ho detto guarda io ho un bel progetto su Palma e step dopo step riusciremo a raggiungere qualcosa di importante e lui mi ha detto ok io ti aiuto però se ci riusciamo facciamo una cosa che resterà nel segno di Palma e quindi siamo in itinere per raggiungere un obiettivo importante per la nostra città e quindi sono felicissimo anche perché guarda in questi giorni ho lavorato con questi artisti che sono venuti dalla Val d'Enone, di Milano, sono venuti l'altro ieri quindi a dormire a Palma e la bellezza di loro è che ti trasmettono molta energia, più energia e quindi a volte sono stanco, sono tornato a casa da mia moglie e dice ma che sei di nuova energia? Sì perché incontrando loro ti trasmettono energia talmente e hanno voglia di fare, questo speriamo che sia veramente per noi un atto importante per portare Palma veramente dove merita.